Ben ritrovati amici sportivi, genitori, tifosi, amanti di calcio giovanile. Claudio Costanzo per la Wii Sport SD vi racconterà della gara disputatasi al campo del Garda Sport di Mini Marina tra il Città di Messina e la nuova rinascita Patti, valevole per l'ottava giornata del campionato dei giovanissimi regionali Girone D. Città di Messina capolista a quota 18 punti, frutto di 6 vittorie e una sola sconfitta, e reduce dalla vittoria esaltante nel passato turno in casa della Promosport Barcellona grazie alla tripletta del solito Majorana. Nuova rinascita invece reduce da una brutta batosta in casa contro Football 24 a quota 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Arbitra dell'incontro il signor Lo Surdo di Messina. Città di Messina in formazione tipo in classica divisa giallorossa, oramai stessi colori e stessa maglia della prima squadra che intanto sta facendo bene il campionato di promozione. Qui si schiera al centrocampo come al solito le due formazioni, da un lato quella della coppia della nuova rinascita Patti in completino azzurro della coppia Canducci Caffarelli, dall'altro i ragazzi di mister Lino Fumara che qui come al solito cercheranno di darsi la carica in questo prepartita, stringendosi al cerchio, dicendosi le ultime frasi, quelle più importanti prima della sfida che potrebbe valere altri 3 punti importantissimi. Pronti e via, siamo partiti. Sarà la nuova rinascita di Patti a giocare questo primo pallone. Città di Messina che ci prova subito questo cross di Santa Paola, sponda di Spuria per Mesano che va col mancino a cercare Majorana, ma viene contrato dalla difesa avversaria. Qui ancora Majorana prova ad accendere la luce, il lancio dentro per Venuti, attento però Cardinale in uscita, qui ci prova questa volta Aurelio Maceli a lanciare Venuti, sempre Cardinale a fare buona guardia sul limite della sua area di rigore. Non riesco a scardinare la difesa della nuova rinascita Patti, che qui ha una buona occasione il proprio numero 11 Canducci che mette dentro provvidenziale la chiusura di Santa Paola. Si era comunque alzata, il braccio del direttore di gara Lo Surdo era comunque presente anche fuori serie in questo caso. Qui ancora Majorana prova ad accendere la luce, Spuria cerca di saltare Cardinale forse facendo fallo. Ora azione fotocopia, questa volta è Mangano a lanciare il numero 9 del Città di Messina che mette giù il pallone e ci prova col mancino, non è preciso e nemmeno lucido quest'oggi. Il Città di Messina prova piuttosto opaca in questa prima frazione di gioco dei ragazzi di mister Fumara che ci provano ma sono sempre poco lucidi nell'ultimo passaggio. Questa volta è Venuti a mettere dentro Questura che non riesce ad affidarsi il pallone che termina largo da destra della porta difesa Cardinale. A qualcosa da ridire ai suoi mister Fumara. Si chiuderà con questo calcio d'angolo di Venuti la prima frazione di gioco allontanata dalla difesa della nuova rinascita Patti. 0-0, poche emozioni fin qui. Città di Messina piuttosto contratto, si è difesa con ordine la nuova rinascita Patti. Sono riusciti come al solito a innescare il proprio tridente d'attacco i ragazzi del presidente Lorè. Spesso hanno peccato proprio nell'ultimo passaggio, dopo comunque aver dimostrato come al solito di avere una buona manovra di gioco. Intanto siamo già tornati in campo, vediamo se sapranno dare qualcosa in più i ragazzi di mister Fumara in questa ripresa. Qui ci provano con Majorana che sull'auto di sinistra prova la sua solita serpentina, viene circondato da maglie azzurre, riesce comunque a trovare il guizzo per mettere dentro questo pallone alla ricerca di un compagno. La palla termina su Maceli che non riesce a controllare, ci prova all'altro lato nuova rinascita Patti con questa bella giocata di Cangemi, sombrero e tiro col destro il suo che termina abbondantemente largo. Intanto anche la società assiste attonita questo pareggio. Ancora Cangemi prova a girarsi, contrato da Tramacere, termina largo la porta difesa da Forestieri. Qui dall'altro lato ci prova Majorana invece del pensiero Cardinale, troppo debole il suo destro. Qui ancora Maceli prova a mettere dentro, la palla resta lì per Majorana che l'aggancia, prova a rimettere dentro per Spuria ma ci arriva Cardinale in qualche modo. Prestazione opaca anche dell'attaccante classe 2002. Qui intanto abbandona il campo Venuti per far spazio a Denaro in questo finale di match. Occasione importante per il Città di Messina con questo calcio di punizione al limite dell'area di rigore affidato al destro di Valerio Mangano che va col destro, la palla resta lì, finisce sui piedi di Maisano e colpisce il palo. Poi ancora Maisano porta in vantaggio il Città di Messina all'ultimo minuto. Niccolò Maisano con il numero 5 forse potrebbe regalare i 3 punti ai suoi, riesce a trovare il guizzo vincente, prima ci prova col destro, colpisce il palo e poi col mancino, il suo piede preferito, riesce a mettere dentro a tempo praticamente scaduto per la gioia di tutta la compagine giallo-rossa. E qui si stringe a cerchio ed esce fuori la forza di questo grande gruppo. Qui però succede l'impensabile, punta il diretto avversario Adamo, atterrato in area di rigore, indica il dischetto il signor Lo Surdo. Erano praticamente terminati i 2 minuti di recupero, massima punizione della nuova rinascita Patti. Vediamo
sia comunque difficile dire se ci sia o no il calcio di rigore. Alla battuta andrà Canducci di fronte a Forestieri, lo spiazza e la nuova rinascita Patti firma il gol del pareggio a tempo praticamente scaduto, e infatti terminerà così. Amaro in bocca per i ragazzi di Mister Fiumara, tutt'altra storia per quelli della coppia Canducci-Caffarelli, che si regalano un punto praticamente insperato. Sono vane le proteste dei giovani classe 2002-2003 del presidente Lorè, che qui si stringono a cerchio per cercare di inghiottire il boccone di questo amaro pareggio. Vanno comunque a raccogliersi l'applauso dei propri tifosi e genitori, e anche l'abbraccio del solito dirigente Sacca, al quale va come al solito il nostro applauso e i nostri ringraziamenti. E allora da oggi, da Claudio Costanzo per Wisport è proprio tutto. Vi ringraziamo, alla prossima, restate connessi e sfondate il tasto mi piace.